Oggi abbiamo parlato di inclusione scolastica nelle scuole, ne abbiamo parlato col direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Altomonte, e abbiamo in certo senso verificato la situazione e fatto un quadro degli ultimi anni. Abbiamo notato che c'è stato un impegno notevole anche a livello delle scuole siciliane per quanto riguarda anche l'ufficio scolastico regionale nel far sì che i nostri ragazzi nelle scuole abbiano le risorse necessarie anche dal punto di vista del personale che li possa seguire nel loro percorso scolastico. C'è stato un incremento notevole purtroppo della disabilità certificata, a differenza del calo demografico di tutti gli alunni che c'è nell'intera Sicilia. Questo ha comportato ovviamente un notevole aumento anche delle risorse che sono state necessarie, ma dobbiamo dire che una vera inclusione si può realizzare solamente se tutte le componenti, scuola, aziende sanitarie, famiglie e tutte le componenti possono lavorare insieme per i nostri alunni.